Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Per l'ambiente, no? Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, siamo in diretta da Cormons. Saluto subito ad Alberto Buzzin che è collegato anche lui da Cormons ma da un'altra location. Ciao. Eccoci qua, buon pomeriggio Alberto. Allora, grazie. Raccontaci allora, ti ho chiamato per un semplice motivo, ci racconti un po' la tua Siberia. Allora, oggi come oggi io dovevo essere in Siberia, purtroppo causa Covid è stato tutto quanto slittato a data da definire, perché con questo problema qua è tutto quanto slittato da un anno, cioè da un anno a questa parte qua. Adesso vediamo come si mette il 2021, se si potrà fare qualcosa, come, quando, con tutte quante le precauzioni che ci sono, però bisogna seguire le regole. La mia Siberia è iniziata 14 anni fa e mi è venuto questo male perché il posto è molto grande, è 10 volte l'Europa circa, e quindi hai tanti posti da vedere, da visitare, e ogni viaggio che faccio cerco di dare un taglio di spessore per portare a casa un prodotto interessante. Certo, allora noi vogliamo raccontare un po', tu sei già stato mio ospite parecchie volte anche a livello televisivo normale in un certo senso, sì, per raccontare quello che hai fatto nei tuoi viaggi da Cormons, che ti sei spostato verso queste lontane terre dell'Oriente, no? E portare in un certo senso anche il racconto, no? Attraverso la tua storia, quello che hai vissuto, eccetera. Parliamo anche di terre a 50 gradi sotto zero, tanto per essere chiari, per descrivere un po' queste terre particolari. Beh, sai, ogni viaggio aveva praticamente un prodotto da portare a casa, quindi adesso ti faccio un potpourri dei viaggi principali. Logicamente c'è stato un viaggio da Venezia a Tokyo sulle orme di Marco Polo, quindi abbiamo attraversato i Balcani, la Turchia, il Caucaso, tutta quanta l'Asia centrale per entrare in Siberia, arrivare a Vladivostok, traghettare la macchina per il Giappone e arrivare a Tokyo. Poi ho fatto un viaggio alla ricerca dei cosacchi in Kalmukia, è stato molto interessante perché si legava con Resia, dove i cosacchi sono stati circa per un anno a Resia. Poi ho fatto un viaggio in tundra artica e siamo sulle temperature di meno 50, di meno 55, a trovare i Nenes, che è una tribù nomade che vive con le renne, in simbiosi con le renne praticamente. Quindi è stata un'esperienza molto dura ma molto interessante. Poi ho fatto il viaggio alla ricerca di Rasputin, il monaco nero, e quindi ho seguito la sua storia dal suo villaggio. Mi senti? Omar, mi senti?
Ho fatto il viaggio dal suo villaggio che si trova oltre gli Urali fino a San Pietroburgo dove lui è stato ucciso. Poi l'altro anno, gennaio 2020, ho fatto la Kamchatka, che è una terra stupenda dal lato naturale, e vanno anche gli astronauti russi a fare delle prove per esercitarsi. È lunga circa 1200 km con 300.000 abitanti che abitano tutti quanti al sud della Kamchatka. Poi da lì mi sono spostato in Yakuzia e con una UAS 452 preparata abbiamo fatto circa 180 km sul fiume Lena, completamente ghiacciato, con uno spessore di circa un metro e mezzo. E lì il mio scopo era cercare, perché avevo letto che c'erano degli avventurieri, dei disertori e tutta quanta gente che si è rifugiata sulle sponde e che spera di vivere gli espedienti. Praticamente non ho trovato nessuno a parte dei pescatori. Parlando con loro mi hanno detto che tutte queste persone si sono trasferite molto più a nord ancora del fiume Lena, che però non è percorribile con i mezzi meccanici. Senti che ti chiedo, in un certo senso, tu ci stai raccontando qualcosa di particolare accaduto nell'estremo oriente. Ecco, la domanda nasce spontanea. Quando hai intrapreso questa avventura, soprattutto l'hai intrapresa così, in maniera particolare, no? Sì, no, beh, insomma, sono stati degli step, no? Sono stati degli step studiando la Russia, studiando la storia e studiando i vari itinerari, e cercavo qualcosa di particolare per poi poterlo spiegare, raccontare e vederlo soprattutto con i miei occhi, ecco. Anche un viaggio molto, molto interessante e toccante è stato la strada delle ossa che mi ha portato a Magadan, dove una volta ai tempi di Stalin gli c'erano tutti quanti gulag, adesso sono rimaste solamente delle croci per il triste ricordo che c'è stato, che hanno fatto all'epoca, logicamente. Ho visitato il museo anche a Magadan, solamente che il direttore ho dovuto presentare delle domande, me ne aveva fatte fare 10, di cui si parlava anche di quanti morti ci sono stati, perché io avevo letto una cifra, il direttore me ne ha detto un'altra e dopo è finita lì. Ecco, cioè ho visto che non potevo continuare su questo tasto. Quindi abbiamo parlato di tutto meno che del fattore principale più brutto, diciamo. Ecco. Certo, allora la cosa importante da sottolineare, Alberto, è questa, no? Tu sei partito per tuo spirito, perché c'è stato qualcosa dentro di te che ti ha spinto ad arrivare in quelle terre estreme, no? Perché tutto sembra facile, invece c'è sempre qualcosa che il Dio stesso ti porta a compiere il giorno dopo. Sì, sì, lì è stata una scelta, diciamo, tramite anche un mio carissimo amico Andrei, che sono sempre in contatto con lui e che viaggio con lui in Russia, che quando era venuto a Kormons ad accompagnare i bambini di Chernobyl, è rimasto qui un mese, è rimasto un mese e mezzo quasi, negli anni 80, e lì ci siamo incontrati, abbiamo fatto amicizia, ci siamo messi a parlare, lui parla perfettamente l'italiano senza sbagliare i congiuntivi, e capisce anche il friulano, anche se non lo parla, però riesce a capirlo. Pensa tu che razza di padiglione che ha per captare e capire tutto quanto. E da lì mi ha detto, guarda, tu sei stato in tanti posti, ma come mai non sei mai stato in Russia, che è una terra molto grande, molto bella e carica di storia, eccetera, eccetera. E da lì è stato il trampolino di lancio. Facendo il primo viaggio classico, la famosa transiberiana che ti porta da Mosca a Vladivostok o da Mosca a Pechino, io ho fatto la seconda da Mosca a Pechino, però mi sono fermato in Mongolia, che è molto più interessante, e poi da lì è nato il Mal di Siberia. Ecco. È nato questo Male di Siberia e ogni anno cerco di trovare un itinerario particolare, sempre al freddo perché Siberia è sinonimo di freddo, di ghiaccio, di neve. È un mio piacere, ecco, andare in questi posti qua. Senti, hai sottolineato qualcosa in particolare per cercare di riscaldare un po' i nostri telespettatori? Riscaldare, ci si potrebbe riscaldare leggendo il mio ultimo libro sul divano con il caminetto acceso
e uno lì capisce che cos'è veramente il viaggio siberiano con, con- con tanti sacrifici, logicamente perché non sei in vacanza ma sei in viaggio, sono due cose completamente separate, distinte, però devi fare certe strade, certe piste e certi itinerari per poter vedere veramente qualcosa di unico dove non c'è il turismo. Ecco, quindi sono ambienti, diciamo, tra virgolette, ancora vergini. Anche perché a Belli, ma belli gennaio... da vedere. Come? Ho detto belli ma da vedere, insomma, no? Sì, sì, dico, a chi piace, ecco, la Siberia, parlando in giro così anche in altre conferenze, è un posto che o lo ami o lo odi, ecco, cioè, o ci ritorni volentieri perché hai degli stimoli, oppure dici prima e ultima volta, perché magari l'ambiente può essere super, super spigoloso, nel senso che è sempre freddo, sempre neve, sempre ghiaccio, giornate cortissime, più ti sposti verso l'alto e più le giornate sono corte, quindi questo diventa un problema a livello fotografico e a livello di riprese, perché hai quelle poche ore di luce che le devi sfruttare al massimo. Poi non è una luce proprio limpida, è come se ci fosse un'alba, diciamo, un'alba. Poi quando c'è tanta neve, tanto ghiaccio, sembra che la panoramica sia tutta quanta in bianco e nero. Però, insomma, è stimolante, ecco. Almeno per Senti, me cosa si intende. aggiungere ancora? E come? Ho detto cosa aggiungere ancora? E niente, io adesso aggiungo che passi questo virus e che ritorni una certa normalità per noi cittadini, perché siamo un po' tutti quanti bloccati e tutti quanti viviamo a metà. Ecco, a me per esempio l'altro anno mi sono saltate tutte quante le conferenze che le avevo già pianificate con i vari sponsor e con i vari circoli e causa zona rossa, causa distanziamento abbiamo slittato tutto al 2021, però adesso vediamo come va, ecco. E non posso dire niente perché, sai, dipende dalla situazione, se aumentano i casi, se diminuiscono, se aprono le sale al 100% o le continuano ad aprire al 50%, quindi questa qua è una difficoltà, ecco. Però speriamo bene, dai. È un anno che viviamo così, speriamo di essere in discesa. Senti, la cosa importante è che state operando tu insieme ai tuoi collaboratori per già studiare un viaggio in Russia, in Siberia, ma anche nel deserto, almeno di quanto ho saputo, no? No, nel deserto questa qua mi è nuova, questa qua mi è nuova, Omar, questa qua se non è una fantasia cormonese, ma cioè, nel deserto non ho parlato del deserto ancora, sì avrò parlato del mio passato del deserto, ecco, ma non ho sempre parlato di estrema Siberia dove c'è un villaggio particolare che vive su un'isola e che lo puoi raggiungere solamente d'inverno attraversando un pezzo di mare ghiacciato. Ecco, non dico di più anche per scaramanzia, però lì diciamo che è un deserto di ghiaccio, ecco, quello lì sì. Certo. Qualcuno forse ha confuso la sabbia col ghiaccio. Forse sì, ecco, c'è un più 50, meno 50. Perché sai che a Cormons girano ogni tanto delle cose particolari. Lo so. No, magari qualcuno avrà frainteso la cosa, ecco, magari sai, cioè deserto vuol dire deserto di sabbia, uno subito la prima cosa che pensa. Si può anche dire un deserto di ghiaccio, ecco, perché la panoramica è sempre quella infinita, solamente invece di avere un colore giallo a più 50, hai un colore bianco a meno 50, ecco, cambia questo, ecco. Cioè cambia la temperatura e cambia la panoramica, però è sempre un deserto. Bene, io ringrazio ad Alberto Bozzin A te. No, ti ringrazio anch'io. Ti auguro, insomma, come sempre siamo qua a disposizione per te e se hai novità basta solo che ci chiami, insomma, e arriviamo a tua disposizione. Va benissimo, ti ringrazio tanto della bella chiacchierata e mandi. Mandi e alla prossima. Ciao Omar, ciao, grazie. Ciao.
Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.